Gli investimenti sono importanti, quest'anno arriveranno 130 nuovi autobus, di cui 76 nel primo semestre e 54 nel secondo semestre. Questa è una presentazione di 19 autobus che tra qualche giorno andranno in esercizio, fa seguito poi a quella del 19 marzo a Treviso, dove abbiamo presentato 23 autobus urbani, alcuni sono già in esercizio, altri arriveranno a metà dell'anno e saranno messi in esercizio subito dopo. Quindi sono degli investimenti importanti. Noi solo per i 60 autobus che sono in totale autofinanziamento l'azienda ha messo a disposizione più di 15 milioni di euro, quindi stiamo attuando il piano economico finanziario che è stato approvato all'Assemblea nel novembre 2023. Che cosa troveremo anche in termini di sicurezza? Lei ha parlato anche durante il suo intervento proprio di sicurezza aumentata in questi nuovi mezzi. Allora, questi autobus hanno tutte le tecnologie possibili esistenti in questo momento, ma fa riguardo soprattutto alla sicurezza. Quindi all'interno degli autobus ci sono le telecamere, c'è un pulsante che si chiama panic button, l'autista ha la possibilità di azionare nel momento in cui vede che ci sono problematiche all'interno dell'autobus, aziona ovviamente le telecamere che sono viste in tempo reale dalle forze dell'ordine. Essendo autobus geolocalizzati, poi le forze dell'ordine conoscono anche la posizione dell'autobus, quindi possono intervenire in maniera velocissima e questo è un aspetto molto importante. Poi ci sono altre tecnologie all'interno, sono i contapasseggeri, ci sono delle tecnologie che aiutano anche l'autista su punti particolari, ci sono telecamere esterne, ci sono degli alert proprio per capire le difficoltà che possono venire dalla destra o dalla sinistra dell'autobus, quindi tutte situazioni importanti che migliorano la sicurezza sia all'interno che all'esterno dell'autobus.